Giovedì 13 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Allora, il MIT, Massachusetts Institute of Technology, sceglie l'Università di Catania per un campus estivo, vedremo i particolari fra poco. Poi corsie a colori negli ospedali per i bambini ricoverati e ancora scuola di scrittura a Via Grande. Questi i nostri temi oggi, ma anzitutto l'attualità. Si allarga l'emergenza per la crisi idrica e gli incendi in Sicilia. A Messina convocata per oggi una riunione in prefettura. Riunioni continue per affrontare un'emergenza che è dietro l'angolo. A Messina preoccupa la crisi idrica dovuta alla siccità. Il sindaco Federico Basile si è confrontato con il coordinatore regionale per l'emergenza, Salvo Cocina, effettuando un approfondimento della situazione provinciale. Nei giorni scorsi è stata adottata un'ordinanza contro gli sprechi e il rischio è quello che si debba inasprire. C'è una chiara ed evidente riduzione delle fonti di approvvigionamento idrico, non riguarda la città di Messina, riguarda tutta la Sicilia. Stiamo vedendo quello che è successo anche ieri a Palermo, una manifestazione importante. L'ordinanza antispreco serve far capire che non dobbiamo disperdere quelle risorse poche che abbiamo. Mi auguro davvero di non arrivare con i mesi successivi a dover limitare l'erogazione. È stato chiesto all'AMAM un quadro della situazione ed eventuali soluzioni per aumentare la capacità della portata d'acqua. In prefettura altra riunione per legare il tema acqua a quello degli incendi. Ci aspettiamo un'estate calda, naturalmente abbiamo qualche preoccupazione perché, visto il periodo di siccità che si potrebbe presentare durante la stagione estiva, fronteggiare anche questo tipo di emergenze diventerebbe abbastanza complicato. L'amministratore delegato di WeBuild Salini ha chiamato il ministro Salvini dicendogli: siamo pronti a partire con il cantiere del ponte, c'è un piano da 100.000 assunzioni. Il ponte volano di economia e infrastrutture. L'amministratore delegato di WeBuild, Pietro Salini, non perde occasione per ricordarlo. Noi siamo pronti a partire anche domani mattina, c'è una squadra che scalda i motori, ragazzi che vogliono farlo, dice Salini a margine del premio intitolato all'economista Alberto Giovannini, già presidente del gruppo. Ricorda che il cantiere porterà a regime 100.000 posti di lavoro disseminati in Italia perché le infrastrutture non producono benefici solo dove nascono. Quindi significa crescita del PIL, assunzione di ragazzi che possono lavorare, significa fare uno sforzo di immaginazione, dice Salini, quando uno spende 100 miliardi per una rete ad alta velocità che connette un capo all'altro del paese e si ferma per non fare un ponte che vale solo 4 miliardi e mezzo del totale del costo, diventa abbastanza surreale. Il resto di queste somme, di cui si sente sempre parlare, 12-13 miliardi, sono spese sul territorio che sono necessarie, sono strade, metropolitane, sistemazioni idrogeologiche e tante altre strutture ingegneristiche che sono connesse al ponte, come a voler sottolineare che per l'azienda la costruzione del ponte sotto il profilo del bilancio della WeBuild diventa quasi indifferente. Se si cominciasse subito, noi siamo pronti domani mattina, riafferma l'amministratore delegato di WeBuild. Se la politica ci dice cominciamo, noi cominciamo, e questo è un appello non velato a Salvini. Si riaccende la speranza per il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Sono stati in corso, sono aperti i colloqui a Roma tra Schifani e il ministro della Salute Schillaci, il quale valuta la deroga che salverebbe il reparto appunto dalla chiusura. Vediamo i particolari. 31 luglio è la scadenza della proroga per il centro di cardiochirurgia pediatrica. La Regione lo scorso 15 maggio ha inviato al Ministero della Salute la richiesta di deroga al decreto Balduzzi che prevede una struttura ogni 5 milioni di abitanti, così come avviene già in Veneto con Verona e Padova. Adesso il presidente Renato Schifani, accompagnato dal dirigente generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'assessorato alla Salute Salvatore Iacolino e dal capo di gabinetto di Palazzo d'Orleans Salvatore San Martano, ha incontrato il ministro Orazio Schillaci, che ha assicurato come si stia valutando la sostenibilità della proposta della Regione sul piano assistenziale ed economico. La procedura insomma è stata incardinata. Per il presidente Schifani non più solo la proroga ma la deroga sarebbe una conquista della Regione con la contestuale revisione della rete ospedaliera. In ogni caso, qualora i tempi per la deroga dovessero allungarsi, ha assicurato il governatore che il Ministero della Salute ha manifestato la possibilità di assicurare
considerare un'ulteriore proroga del servizio per garantire la continuità assistenziale. Il Comitato dei Genitori del CCPM ha sottolineato come i dati dell'attività a Taormina dimostrano non solo la piena attività del centro, ma soprattutto come la deroga non penalizzerà le casse della Regione. Nei primi mesi del 2024 il CCPM ha ampiamente ripagato i costi, offrendo quindi nei mesi successivi solo ricavi per ASP e quindi per il governo regionale. Il Comitato dei Genitori assicura che non si arrenderà sino all'ottenimento della deroga a salvaguardia di tutti i bambini che ne hanno e ne avranno bisogno. Adesso è il momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. Stamattina cominciamo dal giornale di Sicilia, Michele, eccolo qui, il titolo "Le porte girevoli della regione". Mister 120.000 voti, parliamo di Tamaio, alza la posta con i vertici di Forza Italia, a rischio c'è il bis della Chinnici all'Eurocamera, trattative per il dopo Falcone al bilancio e per i 2 posti dei meloniani. Rimpasti, surroghe, subentri dopo le europee, dunque accendono l'estate della politica siciliana e in bilico ora c'è anche l'Euluca Orlando, insomma c'è di tutto e di più. E poi ancora sempre sulla prima pagina del quotidiano di Palermo c'è un richiamo ad un fatto grave, gravissimo, avvenuto alla Camera, rissa alla Camera tra leghista e deputato del Movimento 5 Stelle, pugni e spintoni. Vedremo quali saranno poi i risvolti e le conseguenze. E intanto parliamo anche del G7 di Borgo Ignazia, si prepara il via libera al piano Biden per la pace a Gaza, ma c'è anche tanta cronaca che riguarda proprio la nostra regione. Aggressione omofoba per strada, ci sono 7 DASPO, il branco è sotto inchiesta, ora si aggiunge il divieto di frequentare i locali. E poi un'altra notizia che arriva da Bocca di Falco, siamo sempre nel palermitano, colpi di zappa al vicino, arrestato un giovane, lite condominiale, il ferito salvato con un delicato intervento. E sempre per la cronaca, stavolta andiamo nell'Agrigentino, investì e uccise il consuocero condannato a 14 anni, il PM ne aveva chiesti 26 ma è caduta l'accusa di omicidio volontario. Questo per i fatti regionali. E poi una fotonotizia che ci riporta a quanto vedremo anche sugli altri quotidiani, comunque quelli nazionali, la guerra delle auto, così viene chiamata, Europa contro Cina, Bruxelles introduce super dazi, secondo la Commissione beneficiano di sussidi ingiusti e sono una minaccia per i nostri produttori, ma la Germania frena, c'è l'ira di Pechino. Insomma, ancora da vedere gli sviluppi a livello chiaramente internazionale di questa decisione. Adesso vediamo la prima pagina della Sicilia di Catania, perché i 2 fatti, anzi 3 notizie importanti oggi ci sono in primo piano sulla Sicilia. La prima, vedete, eccola qui, l'abbiamo già vista, sull'autonomia Montecitorio diventa un ring, c'è alta tensione, il deputato dei 5 Stelle viene colpito, è stato un leghista in Senato, sì al premierato. E poi c'è anche la cronaca, si racconta l'ascesa del boss ragusano in asse con i santapaoliani, blitz antimafia nelle 2 province, blitz di cui ci siamo occupati nei telegiornali nella giornata di ieri. E poi mi piace evidenziare questa bella foto, ci riporta agli europei di atletica leggera, anche perché in questa foto, grazie a questi 4 ragazzi, c'è la vittoria, la medaglia d'oro nella 4x100, ma c'è un siciliano, il siracusano Melluzzo, che ha contribuito a portare dunque una medaglia. Si chiude davvero con un record, 24 podi per la nostra spedizione. Ovviamente ci sono tante altre notizie, lo abbiamo già visto prima, no? Queste nozze, arrotò il consuocero e tentò di uccidere anche la nuora, è stato condannato a Canicattì. A Troina, Freddò, l'ex moglie, aveva frequentato corsi antiviolenza per riabilitarsi. E poi violenza sessuale, 3 anni e 7 mesi a Lucarelli Junior, per me è una batosta, ma questa è la vita. Poi ancora il G7 sull'aborto falsa partenza, il tema non c'è nella bozza, da oggi in Puglia c'è il vertice. Adesso andiamo nelle pagine interne del quotidiano La Sicilia.
E c'è questa, diciamo, questa ricostruzione, quanto è accaduto ieri, il blitz di ieri nel Ragusano è anche collegato alla città di Catania, vittoria alla scalata del boss greco, re della plastica nell'ortofrutta, mafia imprenditoriale, blitz con 16 arresti, le relazioni pericolose con i clan catanesi e gelesi, questo è dunque il racconto. E poi un'altra notizia, ci sono 9 indagati dalla Guardia di Finanza tra Catania, Nicosia e Siracusa, scatole cinesi e soci occulti per frodare il fisco. Hanno messo insieme un sistema per evadere chiaramente le tasse. Investire uccise con suocero per bloccare le nozze del figlio, è stato condannato un tabaccaio, come dicevamo a Canicattì, i giudici non omicidio volontario ma preterintenzionale, anche la nuora nel mirino. L'abbiamo già vista anche dalla prima, Freddò, ex moglie, un delitto premeditato, tutto questo sempre in Sicilia e siamo in provincia di Enna. E poi ancora altre notizie, questa sembrerebbe essere una buona notizia che riguarda l'economia, c'è una speranza che arriva anche dall'Intel, Catania in corsa per il nuovo sito in Europa del Big High Tech, i vertici non hanno sciolto la riserva, sul piatto un investimento da 4,5 miliardi, insomma l'Etna Valley torna di nuovo ad attirare investimenti. Andiamo adesso alla pagina di Catania, alla provincia di Catania, sempre del quotidiano La Sicilia. Castello Ursino, si andrà senza auto. Da domenica scatta la tanto discussa pedonalizzazione voluta dall'amministrazione Trantino. Montati i varchi elettronici, qualche protesta per i display non perfettamente visibili agli utenti, il dibattito comunque in ogni caso continua, non è ancora finito, si continua evidentemente a non essere tutti d'accordo. E poi la circonvallazione, anche ieri abbiamo fatto vedere i lavori in corso, incidenti e lavori, la viabilità finisce nel caos sulla importante arteria cittadina che attraversa di fatto tutta la città. Questo per il quotidiano La Sicilia. Adesso la prima pagina di Repubblica Palermo. Scuola, le botte di fine anno, 2 professori sono stati assaliti dai ragazzi. Questo è successo in un liceo Cannizzaro, uno schiaffo al docente solo perché aveva segnato un'assenza. A Milazzo invece uno studente bocciato dà dei calci e pugni all'insegnante e lo manda in ospedale. Bruttissime storie che arrivano dalle scuole nel momento in cui si chiude l'anno scolastico. E poi la foto che rappresenta quella che è l'emergenza che stiamo vivendo. Non piove, grano secco, niente fieno, le aziende agricole sono allo stremo. Questo è dunque il racconto, la fotografia della nostra regione quando ormai siamo prossimi allo scoccare anche dell'estate, anche se in questi giorni ci sono state le piccole pioggerilline. Poi dopo elezioni 5 Stelle si leccano le ferite, addio all'1 vale 1, ci servono politici esperti. E poi ancora c'è un'intervista con il segretario del PD Barbagallo, il Partito Democratico cresce ma abbiamo bisogno di giovani e forze fresche. Quindi insomma 2 forze politiche che in qualche modo cercano di riorganizzarsi. L'allarme sanità in Sicilia, in lista d'attesa ci sono 218 bambini, l'unico medico viene fermato. Questa è un'altra storia. All'ospedale di Cristina ci sono 212 bambini in attesa della esportazione della tonsille. Gli interventi vanno a rilento perché il responsabile del reparto, che si era reso disponibile ad aumentare l'attività, chiedendo però l'applicazione di un protocollo di sicurezza, è stato spostato dalla sala operatoria. Questo dunque il racconto. E ancora vedete l'inchiesta che continua sulle pagine di Repubblica. Così funziona la chat dello spaccio, voglio una dose, chi è vicino arriva. Insomma c'è la tecnologia anche che viene applicata
allo spaccio. E qui siamo alla finale dell'anno scolastico, come un saloon, schiaffo al professore per una nota, la preside ha già convocato il consiglio di disciplina, saranno ascoltati i testimoni, scatterà la sanzione al liceo Cannizzaro. Nell'ultimo giorno delle elezioni un 16enne ha aggredito l'insegnante che lo ha segnato assente, denunciato alla polizia, non rischia la bocciatura ma una maxi sospensione da settembre, non si è neanche scusato. Sono storie che arrivano dunque dalla nostra regione e di nuovo dalla prima pagina vedete la lunga lista d'attesa con 218 bambini che sono in fila e l'unico medico è stato fermato. Interventi a rilento all'ospedale di Cristina perché l'otorinolaringoiatria adesso non opera più. E ancora sempre dalle pagine interne di Repubblica, droga su Telegram, così cambia lo spaccio, il consumatore più vicino diventa pusher. A Palermo è in corso un cambiamento nel mercato degli stupefacenti, sono indagini più difficili e dietro i canali aperti sulle app una rete di corrieri che si occupa delle consegne. E adesso invece torniamo di nuovo alle prime pagine e la prossima prima pagina che andiamo a vedere è quella della Gazzetta del Sud. Messina, piano mobilità, ci siamo e vediamo di che cosa si tratta. Sabato a Torrefaro scatterà la zona a traffico limitato per l'estate. Lunedì il Consiglio Comunale voterà il PUMS, lo strumento che riorganizza la viabilità e anche gli spazi urbani. Poi altre notizie, la rettrice Giovanna Spatari nomina i suoi 23 delegati alla gestione dell'Università di Messina, mentre invece c'è anche la politica regionale in primo piano. Governo regionale si cambia, staffetta in Fratelli d'Italia e nuovi assessori. Questi sono, diciamo, le intenzioni e vediamo proprio all'interno che cosa scrive stamattina Giacinto Pipitone. Rimpasto in giunta, il lodo Tamaio potrebbe guidare la sanità e lasciare spazio alla Chinnici in Fratelli d'Italia, Savarino al posto di Pagana. L'assessore regionale eletto al Parlamento europeo, ci riferiamo chiaramente a Tamaio, al centro di un'articolata trattativa in bilico il seggio di Leoluca Orlando. E adesso invece andiamo a vedere qualche notizia di sport. Abbiamo visto in prima pagina sulla Sicilia, adesso la pagina interna della Sicilia, perché il siracusano Melluzzo lancia verso l'oro la 4% con Jacobs, Spatta e Tortu 37,82, stravince il quartetto plasmato dal professore Di Mulo. Dunque c'è tanta Sicilia in questa vittoria. E poi il calcio, il rosanero con la valigia, rientrano i prestiti, a valutarli sarà il nuovo tecnico Dionisi. E ci occupiamo anche di Catania perché si sblocca l'affare Toscano di cui abbiamo parlato tanto negli ultimi giorni, manca solo la firma. Il nodo cesena, Roberto D'Aversa ieri si è accordato con il club romagnolo dando così il via all'operazione che dovrebbe portare per l'appunto Toscano a Catania. L'asta ancora deserta, si attende la quarta, parliamo di Torre del Grifo e la domanda che si fanno stamattina anche sulla Sicilia, il club rossazzurro ci fa un pensierino, vedremo se alla prossima asta si presenterà anche il club. E poi a Messina, fumata grigia con Modica, ma oggi dovrebbe essere presa una decisione in un senso o nell'altro, quindi per l'allenatore del Messina ci saranno novità. Mi fermo qui. Bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, fra poco quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Sicilia, è venuto il momento della rassegna stampa nazionale con il nostro Angelo. Allora, stamattina cominciamo dal Corriere della Sera. I fatti in primissimo piano sono essenzialmente due. Quello che è avvenuto alla Camera, vedete sputi e pugni contro Donno, questo è il titolo. L'aula è un ring, una parola ring che troveremo spesso sui quotidiani. Il deputato del Movimento 5 Stelle aggredito dal leghista Iezzi. E poi l'accordo alla G7, a Kiev 60 miliardi dai fondi russi, da oggi in Puglia comincia il vertice guidato dal premier Meloni. E ci sarà anche l'arrivo di Francesco che scuote il rituale dei leader.
e a Bruxelles ci sono scenari e nomi, spunta l'ipotesi Letta, una trattativa dunque nell'Unione Europea. La Francia è nel caos con i repubblicani che insomma hanno dei problemi all'interno, un'espulsione, lui dice io resto, il leader Ciotti che resta al suo posto. Macron ha tradito lo spirito di De Gaulle, queste le parole del presidente. E poi il richiamo di una notizia che abbiamo già visto comunque, l'Unione Europea porta i dazi al 48% sulle auto cinesi, l'ira di Pechino, reagiremo. Questa è insomma la promessa di Xi Jinping o comunque chi per lui dalla Cina. Vedete, poi siamo su Repubblica, il titolo forte destra squadrista rista alla Camera, ci va pesante la Repubblica, seduta sulle riforme, aggredito a pugni il deputato dei 5 Stelle. Poi certo, la scena non è molto edificante. Assolutamente no. Questa immagine che si vede, una bruttissima immagine di quello che poi dovrebbe essere, diciamo, la sintesi della democrazia. L'autonomia è il segnale dal sud, questa è l'analisi che viene fatta a proposito, perché si discute di autonomia differenziata. Il G7 si divide sull'aborto, questa è l'altra notizia della giornata di oggi. Inizia il vertice con il disaccordo sul diritto sparito sulla bozza finale, l'ira di Parigi e di Berlino, l'Italia non la vuole, verso l'intesa sui dossier strategici, asset russi, sostegno all'Ucraina, monito alla Cina e tregua in Medio Oriente. Questa è la sintesi di tutto quello che avviene nel mondo. Il segretario ONU Guterres a Putin: solo con l'Ucraina integra ci sarà la pace, un segnale che arriva dall'ONU. E poi ancora, vedete la storia, l'ultima tentazione, santificare il Cavaliere, ma Milano dice no alle strade dedicate. Ieri è stato un anno dalla scomparsa di Berlusconi, oggi i giornali tornano per l'appunto su questa vicenda. In Europa Salvini Le Pen avvisa Meloni, noi uniti contro l'inciucio Ursula. E poi la partita a poker, si parla sempre di Europa, di Macron, che adesso chiaramente deve giocare una partita importante in casa, considerato che ci saranno le prossime elezioni a fine mese. Meravigliosa staffetta, ancora un grande sogno d'oro, europei di atletica, è davvero un successo per l'Italia. Vediamo anche la prima pagina della Stampa, che ha un richiamo simile a quanto abbiamo letto anche sulla Repubblica. G7, il primo scontro è sull'aborto, via al summit, Biden ottiene l'intesa sulle sanzioni alla Russia, la NATO, nuove armi nucleari, lite sulla bozza italiana che evita il riferimento alla interruzione di gravidanza, c'è l'ira di Francia e Canada in questo caso, abbiamo visto su altri giornali anche della Germania. E poi invece dal ring siamo passati al Far West, alla Camera, autonomia, bufera in aula, colpito il 5 Stelle Donno. Io aggredito, denuncio tutti, queste le sue parole virgolettate. E ancora, poi c'è una storia particolare che riguarda la nostra economia, perché, vedete, i triangoli dell'export, così il Made in Italy resta in affari con Putin. Ci raccontano come in realtà si riesce ad arrivare poi a commercializzare i nostri prodotti. Ancora i super dazi dell'Unione Europea sull'auto, la Cina ora ritorsione, quello che ci dobbiamo aspettare. E questa è la prima pagina della Stampa. Andiamo su Avvenire. Terra dei fuochi, il titolo di apertura qui è diverso, roghi in calo, moratoria sugli impianti ad Acerra e dunque stamattina il quotidiano dei Vescovi ha un titolo certamente diverso rispetto a tutti gli altri, anche nell'apertura, è un'apertura a carattere europeo, il titolo principale è Francia in trincea, si riferisce a quanto avviene al presidente Macron, chiama a far fronte comune contro l'estrema destra, espulso il segretario dei gollisti, e in Italia invece c'è la rissa alla Camera sull'autonomia, oggi inizia il G7 con polemiche sull'aborto. Dunque questo è il racconto che fa la prima pagina di Avvenire sui fatti più importanti. Da Avvenire siamo al Fatto Quotidiano, perché
Il tema centrale qui è l'autonomia. Alla Camera pugni e calci contro Donno dei 5 Stelle, il 5 Stelle porta il tricolore e le destre lo menano, guerra tra Forza Italia e Lega, occhiuto ai forzisti del Sud, blocchiamo l'autonomia, Tajani teme un papete bis, Salvini in difficoltà, potrebbe fare il mat. Insomma, questo è il racconto visto stamattina dal Fatto Quotidiano. Attenzione a questo titolo curiosissimo della Verità, perché scrive: si apre il G1+6. Sarebbe il G7, no? Però perché questo titolo? Perché la Meloni è l'unica tra i leader dei 7 grandi paesi a presentarsi all'appuntamento in Puglia pienamente legittimata. Tutti gli altri sono azzoppati o addirittura con la data di scadenza a breve. Un'occasione che il premier italiano vuole sfruttare ed è subito braccio di ferro sul diritto all'aborto nelle bozze. Quindi abbiamo spiegato anche questo titolo particolarissimo e poi il voto sull'autonomia in aula. Scoppia la rissa anche sulla Verità. Leggiamo anche il Riformista e il titolo, vedete, è il dibattito, la sconfitta elettorale alla romana, il dibattito. La sconfitta elettorale del terzo polo, le ipotesi delle dimissioni dei leader e le nuove alleanze da costruire. Ce n'è davvero per tutti i gusti. Ora l'Unità. Landini sfida il cielo, vuole cancellare il Jobs Act e ridare potere ai lavoratori. Referendum, raggiunte le 500.000 firme. Poi c'è la ragazza, vedete, Ellie Schlein, la ragazza che diventò leader, questa è, parla la politologa, un'intervista a Nadia Urbinati che si trova a pagina 2. Ancora, sempre, stavolta andiamo sul Libero, Salis dacci soldi, l'onorevole abusiva, offensiva di Fratelli d'Italia con lo stipendio da eurodeputata, la neoletta paghi gli arretrati per la casa occupata, 90.000 euro, ma gli avvocati dell'anarchica dicono no. E poi la fotonotizia, vedete, il leghista Iezzi e lo scontro alla Camera con l'onorevole Donno, sì, volevo colpire Grillino, ma lui simula. E le grandi manovre per fermare Le Pen, Macron in pressing sui repubblicani, l'accordo con la destra vacilla. Questo è il racconto che fa la prima pagina di Libero questa mattina. La fotonotizia, come sempre, in primissimo piano sul Manifesto, detta Marin, questo è il titolo. Non è Giorgia Meloni, adesso è Le Pen a disegnare gli equilibri dell'Europa in nero, incontra Salvini, diventato un partner minore, e parla di gruppo unico delle destre nell'Europarlamento, spiazzando Fratelli d'Italia. Il prossimo voto in Francia può rafforzarla ancora. Queste sono le prospettive. Salis, la mia rotta antifascista a Bruxelles, intervista alla neoeletta, ai domiciliari in Ungheria, disuguaglianze, scuola e carcere, le priorità. Queste sono le sue parole. Vediamo e leggiamo anche il Tempo. Scegliamo noi, elezione diretta del Premier, primo via libera al Senato, ecco come cambia il voto, Casellati, potere ai cittadini. E c'è un'intervista a Sabino Cassesi, il premierato si può fare, assicura stabilità ai governi. E ancora sempre sulle prime pagine dei quotidiani di questa mattina andiamo a vedere il Messaggero. G7, doppia sfida a Putin, dazi dell'Unione Europea sulle auto, oggi summit, via libera l'accordo su asset, Russia armi a Kiev, l'aborto resta fuori, il prelievo fino al 48% sulle elettriche spacca i 27 e c'è l'ira di Pechino, sempre su questi dazi che arrivano praticamente per le auto prodotte in Cina. Pugni e feriti in aula, la politica da saloon, il dopovoto parte nel peggiore dei modi. Poi Mattarella, spinta all'Italia, una ripresa sorprendente, il capo dello Stato all'assemblea di Confcommercio. Sempre dalla prima pagina c'è l'appello di Macron ai moderati, terremoto tra i neogollisti in Francia. Insomma, le elezioni europee hanno lasciato il segno in maniera, direi, profonda. E siamo con il Giornale, dazi sulle auto e armi a Mosca, Europa contro la Cina, G7 in Puglia, l'Occidente prepara la condanna a Pechino, nel mirino la tecnologia e gli appoggi militari. E ancora leggiamo Biden-Zelensky via al patto di difesa, leggiamo ancora della rissa alla Camera, volano spinte e
e pugni, botte sull'autonomia, la Salis ora saldi debiti, eurostipendio a rischio. Ancora una volta si torna sul fatto, insomma, che pare abbia dei debiti, vanno veramente verificate tutte queste. Ci fermiamo qui per adesso sui quotidiani nazionali. Bene, tra poco il meteo, così diamo un'occhiata al tempo prima di uscire di casa. Se rimanete invece sentirete questa bella storia, il MIT, il Massachusetts University of Technology, una delle più importanti università del mondo, che ha scelto Catania per fare un campus estivo. Sentiremo i dettagli fra poco. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da fenomeni localmente intensi sul Triveneto e sul medio-alto versante adriatico, migliora invece a nord-ovest, qualche isolato piovasco anche all'estremo sud tra Calabria e Sicilia. Diamo uno sguardo infatti nel dettaglio alla situazione attesa in Sicilia, giornata di giovedì che sarà variabile, qui persiste l'anticiclone, però non esclusa la possibilità di qualche piovasco, specie tra mattina e pomeriggio. Contesto climatico che resterà appunto caldo ed estivo con valori oltre la media. Il caldo si farà sentire specie nelle zone interne, venti a tratti sostenuti. I venti saranno sostenuti a tratti anche per la giornata di venerdì con mari fino a mossi. Venerdì non mancheranno ampi spazi soleggiati, contesto di maggiore stabilità atmosferica, temperature massime che tenderanno leggermente a diminuire, i valori comunque ancora al di sopra dei 30 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo. Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, il professor Enrico Foti, che insegna idraulica all'Università di Catania. Parleremo con lui di questa scelta della prima università del mondo, cioè del MIT, il Massachusetts Institute of Technology di Boston. Boston, siamo sulla costa, diciamo, orientale, costa atlantica, a nord di New York, che sceglie l'Università di Catania per un campus estivo. Che cosa si farà in questo campus, professore? Intanto 14 studenti americani e altrettanti studenti italiani insieme a 4 docenti americani e un po' di docenti dell'Università di Catania per 2 settimane in un'ottica di residenzialità, quindi vivranno assieme, affronteranno un po' i problemi degli impatti dei cambiamenti climatici, in particolare lungo le coste del sud-est della Sicilia, dove ci sono dei pantani che sono particolarmente importanti per gli ecosistemi locali, ma anche per le rotte migratorie di alcuni uccelli, e quindi lì cercheremo di trovare soluzioni che siano interessanti sia dal punto di vista ingegneristico che dal punto di vista ambientale. Questa ormai è una tradizione, quella del MIT, di venire a Catania, giusto? Dunque, in Italia sì, io li frequento, diciamo, ormai da diversi anni, sono stato loro docente, sono stato anche in anno sabbatico lì l'anno scorso. Qui a Catania è il primo anno. E speriamo che diventi, insomma, un'abitudine, anche perché come lei ricordava giustamente, l'MIT è la prima università del mondo per il 13° anno consecutivo, e quindi speriamo di poter rubare un po' del loro prestigio internazionale. Ma come avete selezionato gli studenti catanesi che parteciperanno? Abbiamo ovviamente emanato un bando, sostanzialmente i parametri sono stati quelli della media degli insegnamenti già superati, e soprattutto devo dire una cosa che ha fatto molta differenza è la conoscenza della lingua inglese, perché chiaramente sarà tutto impostato. Si svolgerà in inglese, si faranno una serie di seminari, giusto? Sì, la prima settimana al mattino seminari, il pomeriggio visite tecniche, la seconda settimana invece i ragazzi dovranno predisporre dei progetti, diciamo, per le soluzioni ai problemi che verranno loro posti. Lei aveva accennato a alcuni di questi problemi: restauro di zone umide costiere e protezione
del capitale naturale del patrimonio culturale. Beh, tanta roba, insomma. Assolutamente sì, anche perché tra l'altro uno dei docenti che verrà è stato premio Nobel 2007 come IPCC Component, cioè il Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici, e quindi diciamo il tema dei cambiamenti climatici e soprattutto gli impatti sulle coste e sugli ecosistemi del sud-est saranno l'oggetto principale, ma soprattutto dobbiamo cercare di trovare le soluzioni per mitigare questi impatti. E dal punto di vista ingegneristico, oltre che da altre discipline, perché fortemente una scuola interdisciplinare che vogliamo che come dire, prenda piede in questi luoghi e che come in altri casi venga ripetuta negli anni a venire. Tengo a precisare una cosa interessante, cioè il fatto che gli americani vengono qui e come dire, pagano tutte le loro spese, ecco, non li stiamo ospitando e questo per noi è un motivo d'orgoglio, quindi ci tengono, vuol dire, no? Esattamente, nel senso che se gli americani tirano fuori dei soldi evidentemente credono in questa collaborazione, che è la cosa che ci dà non solo prestigio ma anche ci inorgoglisce. Ma le zone che saranno prese in considerazione sono diverse, le saline di Priolo, la riserva di un fiume, il fiume Ciane, Vendicari. Sì, Vendicari, quali? Sì. Perché? Abbiamo selezionato alcune di queste zone che sono particolarmente vulnerabili soprattutto all'aumento del livello del mare e quindi all'impatto dei cambiamenti climatici, e che sono particolarmente significative per la loro biodiversità. Alcune di queste zone, per esempio Granelli, è stata selezionata anche perché è una zona fortemente antropizzata, ma anche che è sensibile a potenziali allagamenti, e quindi erosione costiera e allagamenti sono due facce della stessa medaglia, e quindi sono zone particolarmente interessanti ma anche estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici. Ecco, sono i temi più generali sono quelli che lei già accennava: biodiversità, sì, rischi di disastri naturali, sì, capitale naturale archeologico, urbanizzazione densa, cioè sì, veramente, come dire, i temi i più attuali e più importanti del momento. Assolutamente sì, tra l'altro ci sono anche degli interessanti siti archeologici come quello di Portopalo, che è in una zona costiera che vogliamo, come dire, mettere al sicuro, quindi c'è anche una collaborazione con alcuni archeologi che vengono dal MIT, quindi diciamo puntiamo molto su questo mix di conoscenze e sulla interdisciplinarietà, cioè questo miscuglio tra conoscenze umanistiche e conoscenze tecniche che lavorano assieme per una finalità comune, che poi è quella di salvaguardare il nostro patrimonio economico in senso ampio, quindi anche ambientale, certo, anche culturale, eccetera. Ma noi anche gli diamo un'occhiata al territorio americano oppure no? Non hanno bisogno? Come dicevo, l'anno scorso sono stato in anno sabbatico lì a Boston, devo dire per noi è un po' più impegnativo perché è molto costoso lì, quindi se noi dovessimo pagarci le nostre spese a Boston, diciamo, sarebbe per i nostri studenti, non dico impossibile, ma estremamente complicato. Il fatto che vengano qui però, insomma, credo ci compensi di questo. Compensa, diciamo. Esatto, credo compensi questa difficoltà. Bene, allora le auguriamo buon lavoro a lei e a tutto il gruppo che farà parte di questo. Arriveranno domani, quindi siamo ormai in attesa. Benissimo, li andrete ad accogliere con il nostro saluto. Grazie al professore Enrico Foti. Grazie a voi. E buon lavoro. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco ci occuperemo di tutt'altro, cioè i bambini ricoverati in ospedale per i quali si creano ambienti un po' più colorati per renderli meno tristi di quello che inevitabilmente è un ospedale. Buongiorno Sicilia, state con noi, vi aspettiamo.
Buongiorno Sicilia, abbiamo un ospite, Emanuela De Quarto, Salve, che è buongiorno. direttrice della scuola di scrittura e storytelling di Via Grande Studios. Complimenti, benvenuta. Salve. Che cos'è una scuola di scrittura? Ci arriviamo, ma storytelling già è più complicato. Allora, storytelling è tutto, è anche quello che avete fatto voi stamattina. Lo storytelling è nel momento in cui ci esponiamo davanti a qualcuno e condividiamo una storia, che sia anche la lettura del giornale o le notizie del giorno. Facciamo storytelling sempre. In realtà negli ultimi 20 anni si è focalizzata l'attenzione sul fatto che bisogna farlo bene. E quindi nascono per questo queste scuole di scrittura. Io personalmente vengo da un'esperienza di scuola di scrittura importante e quindi Dove l'aveva fatta? la scuola Holden di Alessandro Baricco. Ah, ecco. E quindi ho voluto portare anche qua in Sicilia la possibilità. Adesso siete a Via Grande. Sì, adesso siamo a Via Grande Studios, in questo centro che in realtà esiste dal 2013, dove si fa arte, danza, musica, e dal 2020, durante la pandemia, abbiamo progettato la scuola di scrittura. E chi vi partecipa? Chi può partecipare? Dai 18 anni in poi, l'importante è essere diplomati ovviamente. Noi abbiamo una fascia di età davvero trasversale, quindi abbiamo il ragazzo di 18 anni che si è appena diplomato, lo studente universitario, per poi arrivare anche a persone di 40-50 anni che si vogliono dare un'altra possibilità, perché per la scrittura e per l'arte, secondo me in generale, c'è sempre tempo. E per fare poi cosa? Cosa fanno poi dopo? Allora, durante l'anno loro, sono 2 gli anni, è un'accademia biennale e loro affronteranno diversi percorsi, e a noi piace chiamarli percorsi, teoria e tecnica della narrazione, quindi scrittura per il racconto e per il romanzo, poi abbiamo la scrittura per il teatro e quindi autori teatrali, drammaturgia, la scrittura per il cinema, le serie TV e anche tutto quello che ha a che fare col giornalismo e il digital storytelling. Quindi anche la promozione aziendale, come si promuove un'azienda. Ormai ci hanno insegnato che per fare pubblicità bisogna fare storytelling, bisogna Certo, raccontare una perché storia. ci vogliono gli slogan giusti, no? Sì, non puoi dire semplicemente il nome del prodotto o che cosa fa il prodotto, devi inventarti una storia attorno. Ma poco fa accennava anche il fumetto, pure quello. Sì, sì, quest'anno abbiamo avuto Jacopo Masini che è venuto a fare un webinar, perché noi abbiamo dei docenti curriculari, tra i quali faccio parte anch'io, che si occupano, diciamo, dei percorsi fondamentali, e poi abbiamo diversi docenti da tutta Italia che vengono o fisicamente o attraverso webinar a fare lezioni. Abbiamo avuto Jacopo Masini che ci ha parlato appunto del fumetto. E quindi scoprite talenti, potenzialmente. Sì, talenti. è la cosa più bella, perché la nostra scuola è dedicata a persone che magari non vogliono o non possono lasciare l'isola. Uno degli slogan appunto di Via Grande Studios è formazione senza valigia. Com'è? Formazione senza valigia. Bello, formazione senza valigia. E chi più di noi, credo, può immaginare quanto sia difficoltoso magari per un ragazzo che non può lasciare l'isola, affrontare una spesa come quella delle scuole che sono fuori dalla Sicilia. Noi ci proponiamo rette basse, ci proponiamo borse di studio e accogliamo appunto giovani di ogni età, cosa che non fanno le altre scuole di scrittura, perché per noi Camilleri è un esempio, si può scrivere anche a 60 anni, non c'è un'età. Certo. Che suggerimento ci darebbe a noi? No? Informazione senza valigia, come potremmo dire? Comunicazione? No, siete bravissimi, non do consigli. Ma per farci un'idea. Forse nella rassegna stampa parlare un pochino di più di cultura sarebbe interessante. Aia, la cultura. Sì. Ma non è neanche tanto, cioè è proprio colpa del sistema. Nella prima pagina difficilmente troviamo. No, non c'è proprio. È anche sommarietti è difficile anche andarla a rintracciare nei giornali. È una cosa molto grave. Tenga conto del fatto che noi abbiamo anche problemi tecnici non è che abbiamo tutte le pagine, quindi il nostro Angelo Gagliano fa i salti mortali per riuscire a trovare. Certo, perché non ci danno tutte le pagine, non è che abbiamo il cartaceo che giriamo. Ma è proprio, secondo me, è tutta la ruota che gira attorno alla cultura. Sì.
che non funziona bene, perché si dà poco conto alla cultura e la cultura è fondamentale. Dov'è che l'intoppo, l'ingranaggio si è incrinato? Non voglio parlare di politica, però sicuramente il problema economico, levare soldi alla cultura, alla scuola è molto più facile che levarlo a qualcos'altro. E quindi lo si fa, e levando indotto a questo potere che noi abbiamo in realtà, perché l'Italia e la Sicilia è fortemente, si può davvero sostenere sulla cultura, le tradizioni, su tutto quello che ha, ovviamente non fa più notizia, e non facendo più notizia non se ne parla più. Già. Quindi l'importanza della cultura è l'importanza di saperla valorizzare, la capacità, Sì. come fate voi con la vostra Sì. scuola e con i vostri anche, come li chiamate, claim, che sono questi? Noi li chiamiamo slogan, ma in Slogan. realtà sono delle mission. Ancora peggio, mission. Sì. Io mi ricordo un film, Mission. Sono delle missioni. Impossible. 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 Sì, sono delle missioni. Chiunque fa cultura si pone una missione. Io all'inizio pensavo che fosse coraggioso fare cultura solo esclusivamente perché magari non ti dà subito un sostentamento economico. Difficilmente mangi, no? Di cultura, facendo formazione. In realtà la cosa coraggiosa non è questa. La cosa coraggiosa è il fatto che troverai continui ostacoli, continue persone che non ti aiutano pur potendoti aiutare, e sarai molto frustrato. Però se continui è lì che c'è il coraggio. Beh, questo è un suggerimento estremamente interessante. Le volevo chiedere una cosa particolare, un po' così, ma esiste ancora la diffidenza nei confronti di scuole per scrivere? Uno dice, ma dovrebbe essere l'ispirazione personale, non ci dovrebbe essere bisogno di qualcuno che ti suggerisce come fare per scrivere, eccetera. Diciamo che ormai da almeno un decennio è sdoganata l'immagine dello scrittore eremita sulla montagna colpito dalla dea che inizia a scrivere. La dea ispiratrice. No, diciamo la diffidenza, sapete per cosa c'è? C'è per il fatto che la scuola si trova al sud. E quindi c'è un po' di diffidenza per questo, perché magari le persone sono più predisposte, chi più ovviamente economicamente, sono predisposte ad affrontare una scuola fuori perché, tra virgolette, sicuramente mi darà la formazione maggiore. Cioè, io anche ho fatto così, ma all'epoca mia non esisteva qua in Sicilia. Dove è andata? Alla scuola Holden a Torino. A Torino. E quindi la maggior parte sono lì, da quelle parti? Le scuole di scrittura importanti sono diverse in Italia. La nostra dal 2021 si è finalmente installata in questo giro, e nel 2023, quindi quasi a 2 anni dall'apertura, abbiamo ottenuto anche il riconoscimento MIUR come corso accreditato dalla Regione. Quindi dal Ministero dell'Istruzione? Sì, come corso regionale ad alta formazione per la dichiarazione, il decreto del 170-2016, se non erro. Beh, complimenti. Quando cominciate? Siete sempre Le nostre lezioni iniziano a ottobre e finiscono a maggio. L'Accademia Biennale sono circa 400 ore l'anno, però in realtà poi sono molte di più. Abbiamo deciso di svolgere le lezioni durante il weekend, quindi venerdì pomeriggio, sabato pomeriggio e domenica mattina, perché la maggior parte degli iscritti sono lavoratori. Lavora. E molti vengono da fuori, quindi è una realtà che Fuori dove? Siracusa, Noto, Avola, Palagonia. È una realtà che si sta espandendo. Interessantissima. Sì. E loro si arricchiscono e quindi riescono a realizzare Sì. meglio la professione che magari hanno già. Assolutamente, la scuola di scrittura di Via Grande Studios ti dà la possibilità, attraverso una rete di partner che noi abbiamo, case editrici, festival, aziende, associazioni, di entrare anche semplicemente come tirocinante in queste realtà,
o di firmare contratti. A noi è capitato in 3 anni di attività, 3 anni accademici, è capitato già che 3 dei nostri studenti abbiano firmato dei contratti editoriali per scrivere un libro. Per scrivere libri? Ah, Sì. che bello, magari loro avrebbero voluto farlo ma non avevano... La cosa incredibile è che queste strada persone probabilmente, se non ci fossimo stati noi, non sarebbero mai emersi. È incredibile, no? Oppure sarebbero dovuti andare, Oppure sarebbero dovuti andare al nord, fuori. diciamo così, Sì. al solito. Beh, veramente complimenti, è bellissimo. Grazie. Funziona meglio per i più giovani o per quelli che hanno una certa età? Funziona benissimo perché c'è questa mistione anagrafica, funziona benissimo perché il ragazzo di 18 anni può insegnare allo studente di 60 i nuovi neologismi, il nuovo modo di esprimersi, e invece lo studente di 60 anni può insegnare tantissimo altro al giovane. È fantastico, come ad esempio si parla di sport, guardo lui perché si parla di sport degli anni in cui il Catania era il Catania, e ne parlano gli studenti più grandi a quelli più giovani, e quindi questa cosa è fantastica. È uno scambio anche È uno di scambio generazionale. sì, assolutamente. E come sempre al centro la sua parola magica è la cultura, poi, perché La questo mia parola magica è la cultura, ma dovrebbe essere la parola magica di tutti quanti. La bene. cultura salva, e la cultura è anche politica, quindi insomma ci dovrebbe salvare. Beh, bellissimo, con queste parole così belle la Grazie. ringraziamo e salutiamo Manuela De Quarto, direttrice della Scuola di Scrittura e Storytelling di Via Grande Studios. Grazie Chi a voi. vuole rintracciarvi come fa? Allora, può andare sul sito www.viagrandestudios.com, là trova tutti quanti i contatti, può chiamare la segreteria che è aperta tutta la settimana e niente, chiede informazioni sulla scuola. Bene, benissimo. Grazie anche per questo, complimenti e buon Grazie a lavoro. voi. Facciamo una Arrivederci, buon breve lavoro. pausa e poi davvero parleremo, come vi dicevo prima, dei bambini in ospedale e gli ambienti creati, diciamo, più gradevoli per loro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un tristassi di ospiti, Salvo Privitera, delegato del Rotaract, Claudio Coppola, presidente di Corsie a Colori, con la giacca più scura rispetto al collega che ho salutato prima, in collegamento il professor Martino Ruggeri, ordinario di pediatria all'Università di Catania. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Con tutti voi vogliamo parlare di Corsie a Colori. Che cos'è Corsie a Colori? Allora, Corsie a Colori è un'associazione di volontariato nata nel nostro territorio che si occupa di andare a migliorare le esperienze dei bambini ricoverati all'interno degli ospedali, ricoverati nei reparti di pediatria, attraverso la ritinteggiatura delle pareti di questi reparti. Il nostro... Quindi letteralmente a colori. A colori, esatto. Proprio... Esatto, e chi è che li ritinteggia? I ragazzini? No, degli artisti locali. Infatti uno dei nostri obiettivi è quello di andare a coinvolgere la comunità locale, in particolar modo valorizzando gli artisti del luogo, quindi permettendo loro di farsi conoscere all'interno del territorio. È un'idea vostra questa? O che No, avete noi abbiamo sponsor... partecipato in maniera appunto su invito. Infatti ringrazio innanzitutto Santi Fazio, che è il vicepresidente di Corsie a Colori, che è stato il primo a introdurmi all'interno di questa bellissima realtà. Grazie a Santi ho conosciuto ovviamente Claudio e di conseguenza abbiamo voluto sposare tutti i club Rotaract della zona etnea l'iniziativa che si ricollega al progetto distrettuale voluto fortemente dal nostro rappresentante distrettuale Gianni Cauchi, che ringrazio e saluto, il progetto che prende il nome di Koinonia. Cos'è Koinonia? Koinonia è una parola greca che sta a indicare il simbolo della comunione, la partecipazione e la condivisione. Tutto legato quindi dal fil rouge dell'inclusione. Ora, qual è il nesso tra Koinonia e Corsie a Colori? È molto più forte di quello che si possa pensare, in quanto l'inclusione tocca soprattutto i piccoli pazienti che vanno a soggiornare per tempi brevi nei reparti appunto pediatrici. Di conseguenza rendere più accoglienti questi ambienti
fa sì che ovviamente la permanenza risulti molto più confortevole e agiata per i piccoli pazienti e è un grande segno di inclusione. Diamo una mano ovviamente ai piccoli pazienti che andranno a soggiornare nei reparti. Professor Ruggeri, danno un contributo importante, stiamo vedendo già alcune di queste pareti illustrate in maniera molto simpatica, molto gradevole da questi artisti che passano da quelle parti. È bellissima questa esperienza, professore, anche se non la vediamo stiamo vedendo una carrellata. State entrando dentro il reparto, in parole povere, esatto, in maniera virtuale. Come vedete noi siamo i beneficiari e ne siamo felici, onorati, perché come voi vedete loro hanno usato un termine che magari è più riduttivo, in realtà non hanno ritinteggiato ma hanno fatto un'opera molto bella, perché sì. Come voi vedete lì ci sono fumetti, ci sono disegni, ci sono nuvole, ci sono sfondi. È più piacevole, lo sappiamo tutti, chiunque è passato per se stesso, per un bambino o per un proprio caro in un reparto di degenza, che la vita non è certo né piacevole né facile da vivere, il tempo sembra che non passi mai. Questa è una cosa bellissima, perché si entra dentro un mondo un po' più fatato. Ecco, purtroppo quando bisogna stare in reparto c'è un motivo e allora bisogna cercare di far sì che questo motivo, come dire, allenti le proprie corde, quelle brutte. Vedete che ci sono molti personaggi moderni, peraltro, lo street artist e tutto il loro gruppo hanno fatto una cosa bellissima. Questo è Spider-Man, ma li vedete tutti, li conosciamo tutti. Sì. È il bello di vedere i ragazzi che riconoscono queste cose ed entrano con un animo un poco più tranquillo, ecco, perché è difficile entrare in un reparto, io lo capisco, soprattutto a quell'età. Come no, certo, poveri bimbi. E chi sono gli artisti che fanno queste cose meravigliose, che sono fatte benissimo? Allora, abbiamo avuto diversi artisti che hanno collaborato con noi, infatti ci tengo molto a poterli citare e ringraziare pubblicamente. Certo. Per quanto riguarda la clinica pediatrica dell'ospedale Gaspare Rodolico di Catania, le opere sono state realizzate da Michael Albano e Marina Chillemi. Mentre per quanto riguarda il punto di primo intervento pediatrico di Paternò dell'ospedale Santissimo Salvatore, le opere sono state realizzate dall'artista Alessia Sant'Angelo. Ci tengo molto a ringraziare tutti gli artisti che finora hanno collaborato con noi, perché per noi la loro arte è indispensabile, senza di loro il progetto... Tutto questo avviene in quale situazione? Il Policlinico di Catania e Rodolico, poi ancora dove? L'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, e adesso grazie al loro contributo siamo ritornati nuovamente all'ospedale Gaspare Rodolico di Catania per lavorare all'interno di alcuni ambulatori sempre afferenti alla clinica pediatrica, quali l'ambulatorio di endocrinologia e di neurologia pediatrica e anche il reparto di neuropsichiatria infantile. E questo rassicura molto i bambini, naturalmente, crea quel minimo di serenità che in una situazione certamente di tensione e di stress come un ospedale, no? Esatto, io ci tengo tantissimo a ringraziare ovviamente i presidenti dei club della zona Etna che hanno da subito sposato la mia proposta. Ci siamo da subito mossi per attivare una campagna di raccolta fondi per sovvenzionare appunto la tematizzazione di questi reparti al presidio ospedaliero Gaspare Rodolico. In particolare il mese scorso abbiamo concluso un nuovo format innovativo di intrattenimento, un vero e proprio talent organizzato da noi stessi. Più che talent io vorrei definirlo una vera e propria gara di solidarietà, in quanto noi che ci siamo spesi in prima persona in piccole esibizioni canore piuttosto che di ballo o quant'altro, non ci siamo spesi tanto per ovviamente la nostra sponsorizzazione quanto per raccogliere appunto il necessario per andare poi a sposare il progetto Corsi a Colori nei reparti appunto citati da Claudio. E ce ne sono ancora alcuni in corso, vero? A endocrinologia, neurologia pediatrica e neuropsichiatria infantile. Qui abbiamo già iniziato grazie a un'altra artista che è Sabrina Cageggi, che anche lei tengo molto a ringraziare. Dobbiamo complimentarci, adesso noi non riusciamo a capire quale delle illustrazioni che abbiamo visto. No, di queste illustrazioni non possiamo farvi vedere. È ancora work in progress. Perché i lavori sono in corso. Sono in corso e quindi non vogliamo rovinare il risultato finale. Professor Ruggeri, questi giovani sono straordinari, ti danno da fare in modo estremamente concreto e positivo.
È fantastico, noi siamo, perché deve considerare che loro vengono anche durante, cioè fanno grandi sacrifici, sia loro lì davanti, sia gli artisti che loro hanno reclutato e interamente ovviamente hanno organizzato tutto per loro. Consideri che loro vengono nel tempo libero e quindi vengono il pomeriggio, la sera, noi mettiamo a disposizione tutto, cioè loro vivono un po' con noi per alcune settimane, mesi, io parlo degli street artist ma anche degli organizzatori e cerchiamo così di organizzare le cose in maniera, quindi i ragazzi vedono in diretta, i bimbi, la realizzazione di queste opere che hanno tutte ovviamente dei colori particolari che non hanno tossicità, insomma possono essere utilizzati con grande serenità. E l'altra cosa molto bella che vi hanno raccontato sono appunto le iniziative per far passare il tempo che non passa mai in corsia, cioè in reparto, che sono cose belle perché i ragazzi la mattina, i bimbi, poi sono tante fasce di età, vanno a scuola e noi abbiamo la scuola dentro il reparto con tutti i professori regolarmente, però poi ci sono i pomeriggi e i giorni del fine settimana e tutte queste settimane, tutti questi giorni vengono spesi con questo volontariato che per noi è una cosa bellissima, riempie tutte le giornate. Ecco, abbiamo una sorta di calendario per il quale non abbiamo più giorni liberi e di questo siamo felici. Beh, fantastico davvero. E poi è bello quello che stava dicendo, avete la scuola la mattina addirittura e poi il doposcuola. Il doposcuola pomeridiano, abbiamo la scuola la mattina che è una cosa, diciamo, fa parte di tutti gli ospedali, però noi l'abbiamo all'interno del nostro reparto, ma come capita anche la nostra clinica pediatrica dell'università, ma vale anche per gli altri. Noi abbiamo il coordinamento un po' di tutte le scuole poi che ci sono all'interno del Policlinico che come lei sa ha due plessi, il Rodolico che è il nostro, quello di via Santa Sofia e poi il San Marco che è appunto nel quartiere di Librino e ci sono le scuole con tutti i professori e questo è bello perché lo sappiamo, la scuola non piace sempre a tutti, però è una scuola allegra, è una scuola molto creativa, con disegni, colori, tablet, schermi, è molto interattiva e questa è la prima parte della giornata. Poi però il pomeriggio va speso, perché noi lo sappiamo, i bambini devono giocare, fa parte della loro educazione, quindi abbiamo le ludoteche e tutti questi spazi, perché poi loro colonizzano tutto. I corridoi che avete visto vengono naturalmente colonizzati da partite a pallone o da altre cose, chiaro, compatibilmente con molte volte i tubi che sono attaccati, le flebbo e tante piccole cose, ma la vita in un ospedale è questa, deve usufruire di questo, quindi grazie a loro. È straordinario, sarà felice professore di questa esperienza che grazie a Pipistrelli, a Coppola e Rotaract state realizzando. Sono dei benemeriti, io sono un entusiasta, ho scelto pediatria perché mi diverte, alla fine di tutto mi divertiva lavorare con i bambini ed essere bambino, perché poi un pochettino bisogna mantenere questa cosa, però loro sono dei benemeriti, Claudio in particolare è un medico specialista in formazione, quindi ha anche un ruolo all'interno, esso stesso all'interno della nostra scuola, però sono cose per le quali non abbiamo buone parole per ringraziare. Che bello che vi dicano queste cose. Lei poi è un medico, ce l'aveva nascosto. Sono un medico specializzando in pediatria. In pediatria anche lei? Ed è un po' sua l'ideazione di tutto questo? Questa idea infatti è nata durante il mio secondo anno di scuola di specializzazione, perché ho sentito la necessità di voler non solo dal punto di vista clinico ma anche dal punto di vista emotivo alleviare lo stress e l'ansia che percepivano i bambini durante la degenza in ospedale. Poi, grazie anche alla mia associazione, il Leo Club Catania Host, di cui nel 2022 ne sono stato presidente, ho deciso di portare avanti questo progetto che ad oggi è diventata un'associazione di volontariato vera e propria. Che si è reso possibile grazie ai volontariati e anche grazie al contributo di altre Rotaract, giusto? Esatto. Anche grazie al nostro contributo, nello specifico appunto nei reparti del presidio ospedaliero Gaspare Rodorico. E quindi questo. È importante questo, perché tante volte si sente parlare di queste organizzazioni, dice ma poi cos'è che fanno? Beh, fanno delle cose anche eccellenti. Non solo la parola del greco, ma la realtà dei fatti, ecco, questo è quello che riteniamo particolarmente, quindi avere contezza della nostra realtà.
Molto bene, complimenti davvero e grazie per essere qui a raccontare questo. Salvo Privitera, che è il delegato del Rotaract, Grazie a il voi. dottore Claudio Coppola, adesso dottore assolutamente presidente di Corsie a Colori, e naturalmente il professor Martino Ruggeri, che insegna pediatria all'Università di Catania. Complimenti per il vostro prezioso lavoro, che davvero dà un contributo importante per i nostri bambini che purtroppo si trovano ricoverati in ospedale. Adesso noi ci guardiamo l'almanacco e salutiamo ancora i nostri ospiti ringraziandoli. Buongiorno Sicilia. Sapete perché si dice tallone d'Achille per indicare il punto debole di una persona? L'origine di questa espressione è legata al mito classico, secondo il quale Teti immerse il figlio Achille nelle acque del fiume Stige per renderlo immortale, tenendolo appunto dal tallone, che così rimase l'unica parte vulnerabile del suo corpo, tanto che proprio quella gli causò la morte. A shot in the dark. Tradotto letteralmente sarebbe un tiro nel buio. Ma cosa significa davvero? Immaginatevi di sparare senza mirare, senza avere informazioni a sufficienza. Ebbene, raramente si colpisce l'avversario. È come tirare a indovinare, fare un salto nel buio o nel vuoto, andare alla cieca. Insomma, in italiano abbiamo tanti modi di dire per descrivere qualcosa di incerto o di rischioso. Quindi state attenti quando vi trovate in situazioni simili, potreste essere proprio di fronte a un tiro nel buio. Fortuna che il buio viene rischiarato dalle stelle che frequenta il nostro Marco Amato. Eccolo qui, sorseggiante il suo caffè. Ciao Marco, benvenuto. Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Buongiorno, ma oggi abbiamo cosa abbiamo? Le gruli, che abbiamo? I fenicotteri. Fenicotteri, che squisitezza. Oggi ho voluto fare un omaggio ad una splendida notizia che abbiamo avuto a Palermo, perché al parco d'Orléans sono nati 5 fenicotteri, quindi bello. abbiamo avuto questo felice evento, che è un evento molto bello anche perché Palermo è nella rotta migratoria di questi splendidi animali che sono incantevoli da vedere. Quando erano piccoli ci portavo i miei nipoti a vederli e sono veramente uno spettacolo, quindi ai fenicotteri nuovi che siano di un augurio meraviglioso per tutta la nostra Sicilia. Ma di magnifico auspicio, naturalmente. Bene, Assolutamente. e adesso di che parliamo? Oggi vi parlo di uno dei miei argomenti preferiti, anche se suonerà molto sarcastico da parte mia asserire questo, perché parliamo di calcio. Ebbene, oggi vi volevo narrare di un personaggio del mondo calcistico che ha dato prova di sé di essere molto efficiente, di portare la squadra degli azzurri ad un risultato notevole. Parliamo proprio di Spalletti, che dopo Mancini è riuscito a rimettere l'Italia, la squadra degli azzurri, in sesto, ed è proprio prossimamente che si giocherà con l'Albania, proprio la prova empirica del fatto che i nostri azzurri scendono di nuovo in pista per conquistare l'accesso ai mondiali. Ebbene, cosa dicono le stelle di questo? Le stelle sono ben auguranti proprio perché il nostro è appartenente al segno dei pesci, quindi un rigorismo formale per adesso caratterizzato da Saturno. Vi ricordo che Saturno è il pianeta del lavoro e che transita proprio nel segno dei pesci per adesso, ma anche Nettuno, proprio il dio Poseidone, il pianeta dei pesci, è anch'esso nei suoi gradi. Quindi tra lavoro e sogni vediamo se riusciamo a trionfare con un sogno azzurro. Ebbene, cosa dicono le stelle di questo? Ci riuscirà? La risposta è sì, proprio perché l'Italia è gemelli e tendenzialmente viene festeggiata la Repubblica Italiana proprio sotto il segno dei gemelli, e proprio Giove potrebbe riportare il calcio italiano degli azzurri nel suo splendido fulgore tradizionale di sempre. Quindi l'astrologo dice sì, vediamo se Spalletti e gli azzurri tradiranno o meno la mia previsione. Ebbene, oggi vi narro anche di una luna in Vergine, quindi una luna
Luna, che ha un certo rigorismo formale, ma che è passata appunto dal Leone prima. Cosa succede nella ruota dello zodiaco? I segni di terra sono in auge, quindi Toro, Vergine e Capricorno. Questa luna oggi vi offre la possibilità di valutare tutto ciò che non va più, è lo schema che si vuole finalmente cambiare, e in questo ci riusciranno sicuramente i Toro, che dopo un bailam di situazioni concretizzano finalmente verso delle direzioni assolutamente remunerative, valide e anche affettivamente, perché conquistano un amore alle loro condizioni. A proposito di amore, cari Vergine, quella parte della vostra vita un po' trascurata ogni tanto, perché subissati da tutta una serie di impegni in questi mesi, avete trovato anche voi una persona a cui dedicare tutto il vostro impegno affettivo. Ebbene, coltivate con costanza questa relazione nuova, perché si parla di futuro e di qualcosa di molto più importante del solito. Il Capricorno, che hanno trionfato, sono stati un po' capitani e protagonisti nei mesi scorsi, zodiacalmente parlando, nel loro lavoro e nei loro successi nella vita. Si sentono un po' fuori dai giochi, ma è Marte e la Luna che oggi vi ricordano che siete sempre i numero uno, quindi pensate sempre in grande e non mollate mai l'obiettivo finale. La capacità strategica del Capricorno è proprio quella di pensare in grande. Cosa fanno gli altri? Se va bene ai Terra per regola zodiacale, come spesso dico, va bene anche agli Acqua. Quindi Cancro, Scorpione e Pesci cosa fanno? Con questa Luna e con questo Marte sicuramente il Cancro può decidere un po' meglio e più serenamente della sua dinamica affettiva, e può decidere anche di cambiare qualcosa o anche di arrendersi a dei sentimenti sotterranei che probabilmente non voleva ammettere. Misterioso e sornione come sempre lo Scorpione sta valutando invece di un progetto decisamente ambizioso e che porterà dei cambiamenti notevoli già dall'autunno prossimo. Lo Scorpione si lancerà in un investimento di se stesso redivivo e trionfale, e per questo lavorerà un po' tra le righe, un po' a doppia mandata, sia sul presente che sull'ulteriore. I Pesci invece, a proposito di lavoro, in cui si spendono moltissimo anche con grande spirito di sacrificio, sono il segno più romantico, ed è proprio ai sentimenti che vogliono rivolgersi oggi, proprio perché la Luna gli dice che vogliono di nuovo tornare a quella fase sentimentale trionfale. Un po' più in sordina il Fuoco e gli Aria. Il Fuoco perché con questa Luna devono un pochino tenere a bada i bollori, in particolare Leone, Sagittario e Ariete. Il Leone più di tutti, proprio perché si deve occupare un po' più di economia e di pragmaticità, mentre invece il Sagittario deve abbandonare un'opzione per arrendersi finalmente alla più conveniente, e ci riuscirà grazie al consiglio di un amico. Ariete, un po' confuso nell'abbondanza affettiva e passionale, finalmente l'Ariete riesce a dichiarare alcuni sentimenti un po' latenti. Gli Aria sempre più leggeri, ovvero Gemelli, Bilancia e Acquario. I Gemelli soprattutto perché godono della presenza di un Giove che li porta ad ambire a delle condizioni maggiori in termini migliorative, in termini lavorativi, la carriera è il leitmotiv della loro azione zodiacale. I Bilancia che risolvono finalmente una questione antica e che fanno pace con un ex, mentre invece i sorprendenti Acquario si dedicano romanticamente all'amore. Infatti, dopo tutta una serie di impegni, oggi troveranno il tempo per fare colazione e amare e stare con la persona del loro cuore. Quindi un Acquario un più romantico del solito e lontano dalle sue amene glacialità. E detto questo, vi saluto con i miei fenicotteri e vi auguro una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. A te, viva il romanticismo. Allora, oggi che è il 13 giugno, ce ne andiamo indietro al 13 giugno del 313 d.C., con un editto lungamente atteso, gli imperatori Costantino I e Licinio pongono fine, è questo, l'editto di Milano, pongono fine alle persecuzioni contro i cristiani che per decenni hanno dovuto subire
torture, esili, condanne a morte. L'editto di Milano, promulgato nella capitale d'Occidente, segna un punto di svolta epocale, sancendo la libertà di culto per tutti i cittadini e aprendo la strada a un'era di maggiore tolleranza religiosa. 13 giugno del 1967, Thurgood Marshall viene nominato membro della Corte Suprema dal presidente Johnson. È un fatto straordinario perché il giudice Marshall è nero e dopo aver lottato da sempre per i diritti civili degli uomini di colore diventa il primo afroamericano della storia a fare parte del massimo organo statunitense in tema di interpretazione della Costituzione. Questa è una sua foto. E il 13 giugno del 1976 allo stadio di Parigi, allo Roland Garros, Adriano Panatta, che vediamo, vince gli internazionali di Francia battendo in 4 set l'americano Harold Salomon. È una vittoria storica, il primo tennista italiano a vincere nello stesso anno anche gli internazionali d'Italia e a fine anno conquisterà anche la Coppa Davis. 13 giugno 2005, Michael Jackson, non deve essere questo, viene assolto dal Tribunale di Santa Maria in California da tutti e 10 i capi di imputazione per i quali era stato chiamato in tribunale, accuse riguardanti molestie sessuali, tentativi di far bere sostanze alcoliche a minorenni, complotti per i sequestrati e cose varie. 13 giugno del 2005, riuniti a Londra per il G7, i ministri delle finanze degli 8 paesi più industrializzati del mondo decidono di cancellare il debito di 18 paesi poveri. Si tratta di 40 miliardi di dollari che stati come Ruanda, Zambia, Honduras non dovranno più restituire agli organismi finanziari internazionali. Auguriamo buon compleanno al cantautore romano Michele Zarrillo, eccolo qua. Auguri, ha cantato e continua a cantare l'amore in tutte le sue forme e sfumature, sin dagli anni '80 ci ha regalato brani indimenticabili, Una rosa blu, L'acrobata, Mani nelle mani, ma anche La notte dei pensieri, con cui nell'87 ha vinto il Festival di Sanremo, sezione nuove proposte, dando via a una lunga carriera. Allora noi ci ascoltiamo 5 giorni, brano presentato nel 94 a Sanremo, è arrivato al 5° posto nella classifica finale, ritenuto tra i più rappresentativi della discografia di Zarrillo, e racconta di un amore perduto e della sofferenza che divora il protagonista. 5 giorni, noi invece ci vedremo fra un giorno soltanto, domani. Grazie per essere stati con noi, buongiorno Sicilia, Michele Zarrillo.